Ma puntare sul web perché il web è lo strumento di comunicazione per eccellenza, allora è appunto uno strumento straordinariamente democratico con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. In ogni caso, quello che fa la differenza quando si parla del web come il mostro che uccide la comunicazione, quello che conta è concepirlo proprio così, come uno strumento. Di solito sono gli eccessi o gli abusi che creano i danni. Ecco, usare il web può essere una grande opportunità per scoprire o riscoprire luoghi che magari gli altri mezzi di comunicazione alle volte non tengono nel giusto conto. Come può essere possibile questa cosa? È uno dei pregi del mondo del web, la flessibilità, la possibilità anche con strumenti tecnologici semplici, perché ricordiamoci che ormai basta, chiamiamolo così, un semplice telefonino, smartphone, per raccontare un contenuto. Allora, da un lato gli smartphone oggi sono sempre più sofisticati e in grado di garantire una definizione incredibile, ottimale. Basta un buon Samsung, un buon iPhone, giusto per fare i nomi di entrambe le correnti di pensiero, per riuscire a creare dei contenuti belli. Io lo uso tantissimo il telefonino anche per montarli i video. Perché non arrivano i media tradizionali? Perché usare una tecnologia semplice intanto ha dei costi minori, ha una facilità di accesso diversa e una possibilità di utilizzo che è anche alla portata di tutti, anche di chi magari non è giovane o non è avvezzo all'utilizzo di questi strumenti. Ma ripeto, è sempre il modo in cui si usano che fa la differenza e poi il contenuto che con questi strumenti si vuole riprendere e riprodurre. Stefano, tu racconti un certo tipo di Veneto rurale da tanti anni. Che cosa è cambiato da quando hai cominciato a raccontarlo? Allora, io ho visto cambiare tante cose, ormai sono quasi 20 anni che faccio questo mestiere. Una cosa positiva che ho visto è il ritorno, e sottolineo ritorno, di tanti giovani alla casa dei padri. Vuoi per una crisi occupazionale che si è fatta sentire molto soprattutto negli anni scorsi, vuoi per una vocazione che è esplosa grazie a delle correnti di pensiero che finalmente inneggiano in maniera decisa alla naturalità della vita, dell'ambiente che ci circonda, ho visto i giovani tornare a casa, ma anche qui nel Vicentino. Io so di ragazzi che a Creazzo, per esempio, sono tornati per coltivare il famoso broccolo. Nelle malghe dell'altopiano di Asiago ci sono tanti giovani che hanno deciso di seguire l'orme dei padri, perfezionando gli allevamenti non solo per la produzione di latte ma anche per la produzione di carne, e questa è una cosa abbastanza unica nel suo genere. Questa è una cosa estremamente positiva. Andiamo dai consumatori. Ho visto crescere il grado di acculturamento. Non ci si accontenta più di leggere l'etichetta, e quando si legge l'etichetta si sa che cosa si sta leggendo, anche perché gli obblighi normativi che sono stati introdotti nel frattempo aiutano molto, obbligano i produttori ad essere molto più chiari. Apro parentesi, bisognerebbe essere un attimino più capaci di controllare quello che viene dall'estero, poi l'etichetta farà il suo compito. E poi ho visto anche i produttori cambiare. Per quello che posso dire io mi occupo soprattutto di una fascia molto particolare di agricoltori, sono i piccoli produttori, quelli che secondo me di più valorizzano le specificità territoriali. Li ho visti cambiare nel senso che li ho visti specializzarsi ancora di più, credere ancora di più nella loro terra, spendere, investire senza guadagnare o guadagnando pochissimo, e questo è un dato che va sottolineato, ma portando avanti un valore importante oltre a quello del rispetto della terra, il valore del sapersi accontentare, del riuscire a dare da vivere alla propria famiglia vivendo del giusto, senza voler strafare e senza essere spinti dall'avidità, che probabilmente è quella che ha invece fatto sì che tanti produttori di un certo livello abbiano fatto qualche danno anche in provincia di Vicenza, che insomma i vicentini avrebbero sicuramente evitato. Secondo te questa spinta al ritorno di certi valori, alla riscoperta di certi valori, anche ritornando nelle, come hai detto tu, nelle abitazioni dei propri padri, nelle dimore dei propri padri e delle proprie madri, come potrebbe intercettare anche una certa parte del flusso turistico che nel Veneto conta tanto e pesa tanto? C'è solo un modo secondo me, o meglio due. Il primo è continuare a produrre con grande qualità, e la qualità delle tipicità te la assicuri se tu sai rispettare le regole base di produzione, perché gli insegnamenti che vengono tramandati da secoli non sono insegnamenti fatti a caso. Se sono sopravvissuti per così tanto tempo vuol dire che un fondamento ce l'avevano. Il vero obiettivo che queste aziende devono avere
è comunicarsi, che non vuol dire fare gli spot, non vuol dire fare la pubblicità, vuol dire raccontarsi, perché i prodotti che loro fanno, per la complessità con cui si arriva a crearli, per il grande livello qualitativo che richiede sforzi, sacrifici, investimenti di cui sono portatori, vanno raccontati. Non basta portare un prodotto, farlo assaggiare e dire che è buono, perché sono tanti prodotti buoni. È quello che fa la differenza, è la storia che c'è dietro. Uno non compra più un prodotto soltanto perché è buono, lo compra lo stesso, ma quando sa la storia che c'è dietro lo apprezza ancora di più e torna a comprarlo. È molto diverso. È il limite un po' delle aziende venete, sia per una cultura nostra, i veneti sono tanto sgobboni e poco comunicatori, ma anche per una difficoltà oggettiva di poter accedere alla comunicazione. La comunicazione fatta bene costa. Certo. Non sempre questa è una voce che viene inserita a pieno titolo nel bilancio delle piccole aziende, che è comprensibile, quindi anche da parte nostra e da parte delle istituzioni, magari quelle finanziarie che tanto si riempiono la bocca di essere vicini al territorio, magari lo facessero davvero, aiutando questi piccoli produttori o chi racconta le loro storie. Certo, tu sei un autore televisivo, però sei anche un giornalista. Ti sei mai domandato cosa sarà o cosa potrebbe essere questo Veneto rurale tra 10, 15, 20 anni? È una domanda che secondo te ha senso porsi? Come no, certo che ha senso. C'è una cosa che mi preoccupa, che ho già sottolineato in tante occasioni, ed è lo straordinario e terrificante consumo di suolo che c'è nel Veneto. Se tu sorvoli la fascia pedemontana da Belluno a Soave, non vedi soluzione di continuità. E questa, secondo me, non solo è preoccupante, ma è uno scandalo. Perché vuol dire mancare di rispetto a una terra che ha tantissimo da offrire. Se tu gli togli il pane, se tu gli togli la terra, cosa offriranno domani? Quello che mi preoccupa del Veneto è proprio questo. Da un lato c'è una grande volontà di riscoprire un'identità territoriale raccontata anche attraverso i sapori, dall'altro c'è una carenza di territorio che viene sottratta in qualche modo a questa voglia di farsi conoscere. Ed è desolante vedere delle intere aree industriali in cui ci sono capannoni fermi lì, immobili, in vendita, inutilizzati, tutto territorio tolto all'agricoltura. Certo. Quello che vedo io del Veneto è il ritorno alla consapevolezza di avere delle grandi ricchezze tipiche agroalimentari da produrre. Dall'altro lato vorrei che ci fosse, nonostante i piani di sviluppo rurale siano un forte aiuto in questo, un'attenzione maggiore all'ambiente in cui queste produzioni possono insediarsi. Chiaro, un'ultimissima domanda. Quando tu racconti delle eccellenze, che cosa succede quando mostri queste realtà ai giovani, ai giovanissimi, ai ragazzi, ai ragazzini? Perché noi viviamo, diciamo, nella società degli iperconnessi e certe volte l'aspetto della campagna, della ruralità può passare in secondo piano. Che cosa succede quando mostri loro queste cose? Questa è una bella domanda. Allora, lo strumento dell'app è uno strumento giovane, perché le app sono il modo più veloce per comunicare con i ragazzi. Io purtroppo devo sottolineare che non sempre i più giovani capiscono appieno l'importanza, il valore di queste cose, al di là di come lo racconto io. Io cerco di farlo nel miglior modo possibile, cercando di essere accessibile, usando il linguaggio anche veloce, rapido, mai volgare, perché ci tengo molto. Non è facile interessare i ragazzi, non è facile perché purtroppo sono abituati a un grande movimento di polpastrelli e forse a un movimento un po' più lento nell'elaborazione di ciò che dovrebbe essere, vedendo quello che si trova. Ma lì secondo me spetta anche ai genitori riuscire a far capire loro il valore, che certi sapori che sembravano dimenticati adesso invece hanno un valore. Ho un esempio di un amico che mi faceva sempre, dei ragazzi della Svizzera hanno assaggiato per la prima volta il purè che questo mio amico faceva, fatto con le patate schissè, con il latte, con i grana, con tutto quello che quindi era un bel colore giallo intenso, un sapore forte, insomma loro mangiavano, preferivano quelli in polvere. E questo perché? Perché hanno perduto il senso del gusto antico. Certo. Questi giovani, i giovani, magari fanno fatica ad abituarsi perché non hanno memoria di quello che si mangiava un tempo. Chiaro. E questi sapori intensi rischiano di stridere con quelli a cui sono abituati. Il vero rischio è la standardizzazione, l'omogeneizzazione dei sapori Quindi di adesso. stai dicendo che c'è un mainstream anche nel gusto a questo punto? Oddio, parlo con un esempio pratico, i miei figli cerco di farli abituare ai gusti veri. Quando posso cerco di portarli in campagna, portarli dove so che si producono delle cose buone, che gratificano sicuramente il sottoscritto, perché anche il papà insomma merita che sia contento,
ma voglio che loro capiscano da dove si arriva, che se un salume, una soppressa, il baccalà, un tipo di formaggio è diverso da un altro, c'è un motivo. La vera sfida nostra è quella di riuscire a trovare un taglio talmente simpatico e accattivante da rendere interessati i giovani, ma se non cominciamo noi a far capire che devono anche loro avere una memoria storica su questo, sarà una sfida persa. Chiaro. Un'ultimissima cosa, se tu, ovviamente una cosa per assurdo, ma se in questo momento avessi davanti a te, in questo posto, siamo nelle campagne tra Vicenza e Verona, tutte le persone a cui hai fatto visita durante gli anni, che cosa diresti loro? Dipenderebbe da che settore, da che azienda si tratta. Gli direi gli chiederei se sono contenti della scelta che hanno fatto, perché spesso le aziende che vado a trovare sono aziende, sono storie che parlano di una conversione. Tanta gente che faceva un altro mestiere, magari reddito fisso, reddito sicuro, che si sono messi in gioco con la terra, e quando lavori con la terra non sai mai come un giorno sì, un giorno no, cioè non sai mai come sarà domani, sei sottoposto a 1000 variabili che tu devi essere pronto ad affrontare. Allora, hai l'accortezza tecnica per affrontarle? Hai la capacità cognitiva di sapere cosa succederà domani? Hai gli attributi per affrontare quello che devi affrontare? L'alluvione, il temporale che ti distrugge il raccolto, la grandine, un periodo prolungato di pioggia che rischia di irrancidire, che so, anche le ciliegie, visto che siamo in stagione. Gli chiederei questo, se sono contenti nonostante tutto, ma io sono convinto che la maggior parte di loro mi direbbe di sì.